Sei stanco di mangiare polpi te o quanti ne mangi ogni anno? Tocca a me. Guarda che bello. Guarda, io ormai ti parli solo Ormai spagnolo. siamo alla confraternita del polpo, qui c'è aria spagnola perché anticipiamolo subito. E abbiamo fatto come comune un gemellaggio con la città di Carballo in Spagna e naturalmente Christian, che è il presidente della confraternita del Folpo, non poteva che essere uno dei portatori, voglio dire, dei valori del Folpo di Noneta Padovana con gli amici spagnoli. Cristian, adesso basta spagnolo, cioè se vuoi possiamo parlare in spagnolo también, Ningún problema, però si prefiere, parliamo italiano, parliamo al Veneto. Sì. Raccontami un po' la confraternita, che sono curioso. La confraternita nasce circa 7 anni fa per riportare la tradizione del Folpo al centro della narrazione della nostra fiera. Ci muoviamo raccontando la storia, raccontando le origini dei pescatori che sono arrivati a Noventa, promuovendo dei prodotti tipici fatti sempre col moscardino e quest'anno raccontando anche la storia della campagna. Piace raccontare, no? Si vede ed è una cosa molto bella, piace anche a me se non si era capito, quindi siamo sulla stessa barca. Adesso vi porto da una persona che siamo abituati a vedere nelle piazze del nostro centro storico, ma è presente ovviamente anche qui. Io l'ho già visto, l'ho già salutato, adesso porto anche voi. Ciao Nicola! Avevo detto che siamo abituati a vederti in piazza, anche Certo. te sì, per forza. Vieni su per favore, che sa che te sia alto del tuo. Mi vuoi andare dietro al banco? Te sai che mi piace fare robe. Al di là del banco stanno un intanto, Bravo. ne vendrio Andiamo al banco. Da me Folperia che è in trasferta. Ciao, ciao! Non ti disturbo perché siete belli pieni, io volevo sapere come stava, volevo salutarti che ci tengo. Bene, ma qua, Quello che ne escono. fortunatamente questo qua fanno anzi è una bellissima fiera perché tutti i nostri clienti lì apposta per trovare anzi quando ti vede l'ombrello rosso ti sa che il punto è questo. Tutti si ferma qua. Lecito, Come lecito. apri io? La peregina, La peregina del polpo. Non dilunghiamoci troppo, ma rimandiamo al video completo che abbiamo Certo. fatto insieme. Ok. È la versione estiva, potremmo rifare una versione invernale, autunnale. Che ma farlo sì, per forza. Ti aspetto in piazza. Va bene, buon lavoro Se vieni in intanto. piazza. Ciao ragazzi, goditi la fiera. Buona fiera del 90. Patavini da 90 alla Galizia è un attimo, come Christian ci accennava, sono con Letizia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Bien, y Buenos tú? días. Muy bien. He adelantado en italiano que tú vas a preparar el pulpo a la gallega, ¿es correcto? Sí. Vale, ¿por qué está aquí? Estamos aquí porque Carballiño, que es de donde yo soy y Sí. donde es famoso el pulpo a la gallega y las pulpeiras de Galicia, se hermanó aquí con 90 Padovana. Entonces, a causa de este hermanamiento, estamos aquí haciendo el pulpo a la gallega. C'è un gemellaggio e per questo motivo dal paese dove viene lei appunto è molto famoso e tradizionale il pulpo alla gallega che ci sta preparando davanti ai nostri occhi. Sí, es pulpo cocido, es más grande que el de aquí, es Sí. otra variedad. Claro. Y ahora lleva sal, paprika y óleo. Italiano o spagnolo? Españolo, españolo. Óleo virgen Vale. extra. Importante. Olio extravergine d'oliva, sale grosso come avete visto, un po' di paprika, tanti spunciotti come si dice qui e il pulpo alla gallega è pronto. Estos son- Nos dos. Mieti, nos dos. Muy bonito. Lo he probado anche in España, pero este es más bonito. Pruébalo. más bueno. Ci siamo accomodati per assaggiare il nostro Folpo Burger. Partiamo subito da una maionese fatta con la cacarona, che è la parte più buona del polpo. Polpo alla piastra, porro scottato, cavolo cappuccio rosso, salsa romesco che è una salsa spagnola e non mi resta che addentarlo. È molto figo perché sembra un paninetto piccolo ma è ricco di sapori, è bilanciatissimo. Il porro a me piace tantissimo e sta veramente bene con tutto il resto degli ingredienti. Un bel burger veramente. Patavini, io finché addentavo e notavo anche con piacere una fogliolina di menta, c'era Christian che giustamente voleva raccontarmi e a questo punto la condividiamo insieme a voi la storia di questo burger. Ma guarda, parto dalla fogliolina di menta, che è l'ultimo ingrediente che Alessandro e Michela hanno aggiunto perché era la menta della casa della nonna. Quando gli ho chiesto, gli ho presentato la confraternita, gli ho detto mi servirebbe un prodotto giovane, qualcosa di moderno che però bene. racconti la nostra storia. Lui si è preso qualche giorno e poi mi ha detto guarda, la cacarona, che per noi è il top del folpo, l'abbiamo trasformata in una maionese che fa da base. Poi il porro, che ho sentito che hai apprezzato molto, la salsa romesco, pomodoro, peperone, pane raffermo, per parlare della campagna, perché Sì. poi il folpo parte dal mare e arriva in un paesello di campagna. Il folpo fatto al barbecue per trattenere il più possibile i sapori e poi sopra il cavolo cappuccio, ma è proprio un incontro. Ma infatti io l'ho detto, è un paninetto piccolo ma in realtà ha un'esplosione di sapori e una grandezza al palato veramente notevole, quindi bravi, complimenti, e si sente appunto anche la casa, la campagna e la tradizione che avete voluto portare in questo delizioso bun. E sentiamo se effettivamente, come hai detto, si sposa molto bene col vostro paninetto. Aspetto il tuo giudizio. Prima di dirti
il mio parere, perché io non do giudizi, do pareri che sono personali, che il palato è mio, quindi ovviamente il palato è sempre soggettivo, ognuno ha il proprio gusto, ognuno ha le proprie preferenze, questa è una cosa secondo me molto importante da sottolineare. Ti dico che mi piace molto, è molto fresco, è molto floreale anche, io sento, e si sente un po' sul finale la sapidità e la persistenza proprio al palato. Già che ci sono non potevo non assaggiare anche il polpo alla busera. La busera cos'è? È un bel sugo pomodoroso saporito, come vedete qua, bello fumante. Siamo dietro al banco dei polpi del Boccia per andare a vedere come viene fatto, quasi a 4 mani, però lascio fare ad Asia, il polpo. Bollito semplice, tagliato, sale, pepe e un olio con aglio e prezzemolo. Asia dice che non può mancare aglio e prezzemolo, giustamente. Prima tagli qua. Il polpo l'ho tagliato più o meno bene, è andata così. Sale, un po' di più, pepe, olio, aglio e prezzemolo. Immancabili Masenette e Bovoetti, sono qui con Lara e Marco. raccontatemi un po' la vostra fiera del polpo. Cos'è per voi la fiera del polpo? Il polpo si collega proprio a Noventa. La tradizione veneta che si trasmette tramite questa materia prima che è fantastica. Ed è un orgoglio e Patriottico, no? Sì, È proprio orgoglio bello. veneto. Poi è bello, stavo giusto dicendo a loro poco fa, sarebbe bello sentire veramente anche tutti i pareri delle persone che passano e che vivono a pieno, perché oltre a voi che la vivete dal punto di vista lavorativo e che vi fate un mazzo così, ci sono anche le varie persone che poi frequentano giustamente la fiera e si divertono ed assaggiano tutte le prelibatezze. Quanto impegnativa è per voi e quante soddisfazioni vi dà? Impegnativa tantissimo perché si dorme poco e si lavora tanto, però è bello vedere la gente che apprezza quello che fai. Sono d'accordo con te e sono contento per voi. Vi lascio lavorare, vi ringrazio del vostro tempo Grazie e buona a voi. grazie a voi. Matavini, ho raggiunto Davide che è l'assessore nonché il responsabile di tutto questo parecchio. Del pareggio, grazie. Esatto, Intanto ciao. benvenuti alla Fiera del Polpo in Noventa Padovana. Grazie mille, non voglio sminuire ovviamente tutta la fiera dicendo parecchio, ma appunto è molto impegnativo. Rende l'idea, no, è molto impegnativo, un lavoro che dura tutto l'anno, si parte il giorno dopo della fine della fiera e si continua fino alla fiera, quindi è un grande lavoro, ci lavorano tantissime persone. Probabilmente in realtà già durante la fiera lavorate già per l'anno prossimo migliorando, cercando di Assolutamente. capire cosa non funziona per andare a migliorare. che È immagino. fondamentale perché noi dobbiamo cercare di migliorare tutte le situazioni, la logistica, l'intrattenimento, quindi l'expertise per noi è fondamentale e lo viviamo sul campo. Quanto si è evoluta negli anni questa fiera? Era una sagra storica paesana che poi si è evoluta negli anni, noi siamo qui dal 2021 in carica come amministrazione, abbiamo voluto dare un tocco di modernità, quindi abbiamo voluto innovarla e soprattutto cercare di portare i giovani qui, quindi con i giovani abbiamo cercato di creare delle situazioni ad hoc come quella che vuoi vedere dietro le nostre spalle, la Corte dei Baccari, che è stato il nostro successo maggiore e che porta qui migliaia di ragazzi ogni sera. Quanti espositori totali, quanti food, quanti folpari? Tantissimo, guarda, stiamo parlando di oltre 200 espositori di food, i folpari abbiamo 9 storiche betole che preparano il polpo tipico di Noventa Padovana, più tutte le casette, sono tantissime e stiamo parlando di tonnellate di polpi ogni anno cucinati. Chiederemo direttamente a loro quantità e numeri, al di là della difficoltà e dell'impegno che ovviamente una fiera di questo tipo comporta. Quant'è la soddisfazione poi? Tantissima, perché vedere tutto il paese che si unisce qui con noi a festeggiare è un momento di festa per tutta la comunità di Noventa Padovana, ma ormai per tutto il Veneto, che vengono qui da ogni parte della nostra regione. Esattamente. E non solo. Stavo per dire appunto, e non solo Noventa, tu hai anticipato giustamente che appunto è un'attrazione per tutto il Veneto. Assolutamente sì. È una fiera che va ormai, abbraccia tutte le età, dai più piccoli fino alle persone diciamo ai più diciamo esperti. Bravo. Della fiera, che la vivono da tantissimi anni e che sono qui con noi e festeggiano anche loro, quindi veramente per tutte le età e per tutti i gusti. No, infatti stavi dicendo una cosa molto interessante perché appunto è molto inclusiva sia a livello appunto di attrazioni, orari eccetera, sia di proposte, quindi veramente ce n'è per tutti i gusti e non resta che Assolutamente venire sì. a scegliere dove soffermarsi. Assolutamente Davide, sì. io ti ringrazio, andiamo a Grazie fare a te. qualche giretto e se vieni con noi ci fa piacere, altrimenti buon lavoro. Grazie anche a voi, ciao. Sono sapori che ho cercato di raccontarvi ma che vanno provati al palato ed emozioni che vanno sentite. Anche questa versione con l'aglio è molto interessante, ognuno può trovare la sua versione, il suo piatto, il suo banchetto. Sono stato molto contento di avervi raccontato qualche storia e qualche piatto di questa fiera del polpo e ci vediamo al prossimo video. Stiamo arrivando alla fiera del polpo. Ciao Patavini. E viva la fiera del polpo!